Una buona giornata, bentrovati, bentrovate. Prima edizione in questo lunedì 1 luglio inizia ufficialmente l'estate, strade da bollino rosso, tanto il traffico in questi giorni e quindi anche aumentati anche gli incidenti, tanta la cronaca infatti delle strade da tutto il Veneto di cui vi daremo conto, ma una notizia, guardiamo il Gazzettino online, Alex scomparso durante una festa, genitori sotto shock, lo aspettavamo per pranzare insieme, poi ci hanno chiamati il 26enne scomparso ieri sabato notte. Le ricerche sono iniziate ieri e proseguite tuttora, sono ancora in corso infatti le ricerche da tutto il Veneto e sono ore di apprensione per questo 26enne scomparso, di cui vi daremo conto. I nostri colleghi sono sul territorio per cercare di capire cosa sia successo anche con le forze dell'ordine, che ci daranno un aggiornamento di queste ricerche. Noi intanto cominciamo con la cronaca e andiamo nel Bassanese, perché ha perso la vita in Egitto al mare durante un'escursione in auto con la moglie. Davide Baggio, 56 anni. Sentiamo. Ha perso la vita in Egitto al mare durante un'escursione in auto con la moglie. Davide Baggio, 56 anni, originario di Cusinati di Tezze, ma residente a Cittadella, è stato vittima di un incidente stradale, mentre la donna, Chiara Tombolato, 55 anni, a bordo con lui, è rimasta ferita ed è ricoverata all'El Guna Hospital di Hurghada. Fortunatamente la donna sarebbe fuori pericolo. Le dinamiche dell'incidente sono tuttora al vaglio degli inquirenti, ma la notizia della morte di Davide Baggio ha scosso profondamente il mondo dello sport dell'Alta Padovana e del Vicentino. Baggio infatti era un grande appassionato di atletica, specialmente di triathlon, essendo già stato presidente del Panathlon dell'Alta Padovana. Poco fa aveva partecipato all'Ironman di Jesolo con ottimi risultati. Il suo ricordo nelle parole dell'amico Giuseppe Rebellato, presidente dei maratoneti cittadellesi. La notizia dell'incidente di Davide Baggio ci ha lasciato tutti quanti sgomenti. Davide, oltre che essere un nostro caro amico, era una colonna portante per la nostra associazione. Su di lui gravitava tutta quanta l'organizzazione per la Maratonina di Cittadella, che è la nostra principale manifestazione che abbiamo fatto crescere con tanto lavoro. Davide lascia un grande vuoto come amico, come persona sensibile e partecipe a tantissime situazioni del paese. È stato presidente anche del Panathlon, una persona che comunque si è sempre fatta ben volere, non si è mai tirata indietro da tutti quanti gli impegni che via via gli si sono presentati. Non sarà facile, cercheremo di andare avanti nel miglior modo possibile nel suo ricordo, nel ricordo anche di Enrico, che anche lui qualche anno prima tragicamente è mancato, Enrico Pusato, e niente, lascia un grande dolore. Dal 2011 Baggio lavorava a Carmignano di Brenta, da poco era diventato nonno, lascia la moglie e i 2 figli Francesca e Marco. La cronaca in primo piano ancora con l'ennesimo incidente mortale lungo la strada Romea-Codevigo. Dopo ore di angoscia per la possibilità di un disperso, si è chiarita la dinamica dello schianto mortale avvenuto ieri sera intorno alle 22 lungo la strada Romea a Codevigo. Il motociclista deceduto era da solo in sella alla sua Yamaha. La vittima è Giovanni Luca Lomartire, 41enne, residente a Monfalcone ma originario di Taranto, impiegato della Guardia Costiera. In un primo momento si pensava che ci fosse un altro passeggero in sella alla moto e i vigili del fuoco hanno cercato a lungo nel canale nuovissimo che costeggia la Romea nel tratto in cui è avvenuto lo schianto. Il dubbio dopo il ritrovamento di alcuni oggetti e in particolare di un secondo cellulare che ha fatto supporre ci fosse un'altra persona. Dubbi che però intorno alla mezzanotte sono stati fugati, confermando una sola vittima, Lomartire appunto. La dinamica dello schianto è stata ricostruita dai carabinieri di Piove di Sacco e Codevigo intervenuti sul posto. La Yamaha del 41enne viaggiava da Chioggia verso Venezia e quando stava per affrontare una svolta verso Rosara ha urtato contro uno scooterone guidato da un 33enne vicentino che proveniva dal senso
posto di marcia. Ne è seguita una carambola violenta che ha coinvolto anche un'auto e un camper. L'impatto non ha lasciato scampo al 41enne che è stato disarcionato ed è morto sul colpo. Illeso invece il 33enne, risultato anche negativo all'alcol test. Parlavamo in apertura del 26enne scomparso, siamo in grado di collegarci da Vidor con Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto per capire a che punto sono le ricerche. La vedo già collegata. Daniela, buongiorno. Buongiorno Andy, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, si continua a cercare Alex Marangon, 26 anni, che è scomparso da ieri, anzi dalla notte, perché era qui ad una festa, poi è svanito nel nulla. Sono in compagnia di Luca Foltran che sta coordinando le ricerche. Questa è una zona, ci dicono, impervia. Sì, esatto, questa è una zona molto impervia, in quanto presenta da quella parte dei costoni molto ripidi, con presenza di vegetazione e con rovi, e quindi lì abbiamo le nostre scuole del 118 del soccorso alpino, in quanto ci danno una mano per perlustrare queste zone. Quanti uomini ci sono? Abbiamo 4 persone, del soccorso alpino, poi abbiamo una quindicina di operatori della protezione civile, i quali assieme a noi riusciamo a battere le zone. Sono qui. Ci dicevano che c'erano tipo delle cavità dove una persona ipoteticamente potrebbe cadere. Adesso stiamo valutando e perlustrando tutti i possibili scenari dove potrebbe essere eventualmente sceso. Insomma. Ecco, le difficoltà nella ricerca in queste zone. Le difficoltà sono appunto, come dicevo prima, l'enorme pendenza dei dirupi, la presenza di vegetazione, che non è facile. Noi ci cariamo battendo una fascia circa di 300 metri, quindi si scende, si risale e si controlla. In più abbiamo delle squadre a terra, abbiamo un gommone, abbiamo la presenza dell'elicottero. Siamo venuti i droni da Trento, hanno fatto un sorvolo con i visori notturni, però con esito negativo. Rimarrete qua fino a questa sera? Il fuoco ci chiede, siamo qui. Ecco, sperando che non piova, questa sarebbe un'ulteriore criticità se dovesse piovere. Per noi non è un problema, perché la ricerca comunque continuerebbe, non ci sono problemi, siamo qui. Io la ringrazio, vi ringrazio davvero. Dunque, Edi, come hai sentito, ricerche che sono a 360 gradi, si cerca davvero ovunque, quindi ci sono dei dirupi dove potrebbe in qualche modo Alex essere precipitato. Le ricerche si concentrano proprio in questa zona, non si sono spostate, quindi evidentemente questa è la zona dove loro pensano che lui sia caduto accidentalmente. Si pensa, l'auto è rimasta qua, l'avevamo anche detto ieri, era parcheggiata qui con i documenti, le chiavi, il cellulare, quindi lui probabilmente si è spostato, ma era notte, erano le 2:30, quindi probabilmente non visibile. Aveva partecipato ad una festa all'interno di questa abbazia e qui poi alle 2:30 era uscito e è scomparso, è davvero scomparso nel nulla. Una festa privata, ma ripercorriamo quello che è accaduto nel servizio di ieri. La sua auto è rimasta lì nel parcheggio dell'abbazia Vidor, dove si era svolta una festa privata. Sono ore di angoscia per un 26enne veneziano che intorno alle 3 del mattino è uscito dalla struttura. L'hanno visto allontanarsi con pantaloni corti e una maglietta bianca. I partecipanti alla festa pensavano che fosse tornato a casa, ma il giovane è svanito nel nulla. All'interno della macchina le chiavi e il cellulare. Quelli che hanno partecipato alla festa hanno iniziato le ricerche qua nella zona, all'interno dell'abbazia, e poi hanno allertato appunto i soccorsi, i pompieri, e i vigili del fuoco e i carabinieri. I genitori lo attendevano per pranzo, ma non lo hanno più visto ed hanno allertato i carabinieri. Immediatamente nelle ultime ore si è attivato il sistema di ricerche sul posto, oltre ai militari dell'Arma, diverse
squadre dei Vigili del Fuoco ed anche i sommozzatori. Le ricerche si sono concentrate maggiormente nella zona del Piave, a Covolo di Pederoba e a Vidor. Ho visto arrivare un'ora fa i cinofili, poi è stato fatto un giro con l'elicottero dei Vigili del Fuoco, dunque per circa 1,5 chilometri lungo l'alveo del Piave. Il sindaco è giunto sul posto in mattinata per seguire le ricerche di questo 26enne che durante la festa era sembrato tranquillo. In abbazia si svolgono solitamente diverse feste e cerimonie, anche promosse ed organizzate dal comune. Questa era una festa privata alla quale hanno partecipato numerose persone, come il 26enne arrivato da Marcon. I carabinieri stanno ascoltando le persone che erano presenti, accertamenti anche su questo ritrovo, una scomparsa che sembra sempre più avvolgersi in un mistero. Sindaco, le ricerche si sono concentrate in questa zona, quindi si pensa che lui possa essere rimasto qui? Sì, sono partiti da qui, il centro operativo è qui, installato qui, in questa locazione, e quindi sì, da qui si è stato visto l'ultima volta, quindi partiamo da qui, però credo che stamattina stiamo anche allargando nel territorio qui limitrofo. Dove ad esempio, sindaco? Ma sempre verso il Greto del Piave. Ipotesi non se ne fanno ancora? No. Qui sono venuti anche i familiari ieri, hanno detto qualcosa? Ma no, guardi, io li ho appena incontrati, mi sono presentato e quindi ovviamente non ho approfondito con loro perché non è il mio ruolo e anche perché loro erano notevolmente provati, insomma, ecco. Hanno detto qualcosa, che lui avesse qualche problematica? No, a me non hanno detto nulla in quanto a questo, solo che ovviamente erano preoccupati, ma moltissimo anche. Grazie sindaco. Di questo dunque avete sentito, ricerche che sono qui ma si stanno allargando sul Greto del Piave, si cerca ovunque, un mistero, lui è scomparso nel nulla e purtroppo, come avete sentito, i genitori insomma non hanno riferito di particolari problematiche del ragazzo, quindi continueranno fino a quando non si riuscirà a trovare qualcosa. Alex, 26 anni, ve lo ricordo, era qua e da qui sono partite e stanno continuando le ricerche. Come vedete, oltre ai Vigili del Fuoco, sommozzatori, protezione civile, ci sono anche i carabinieri. Ti restituisco la linea, Edi. Grazie Daniela, grazie ai tuoi ospiti, a Nicoletta Rizzetto, insomma squadre di ricerca tutte allertate e in azione ancora per cercare Alex. Sono ore di apprensione per Marcon, paese nel quale il giovane viveva, e per noi c'è lì collegato il nostro Nicola Marcato. Nicola, buongiorno, sono ore di apprensione. Buongiorno, hai detto bene, sono ore di apprensione, visto che le ricerche a Vidor non stanno dando esito. Ecco, qui a Marcon sono tutti preoccupati per la sorte di Alex Marangon. Qui con noi per parlare della situazione c'è il vice sindaco Carolina Misserotti. Sì, buongiorno. Sì, a Marcon siamo tutti molto preoccupati da ieri mattina. Siamo in forte angoscia, ovviamente vicini alla famiglia. Stamattina ho sentito la mamma, scusate, ho sentito la mamma per condividere, insomma, che ci siamo per qualsiasi cosa, ovviamente speriamo. E anche prima ci siamo sentiti col sindaco di Vidor, Bailo Mario, per essere aggiornati. Siamo in continuo aggiornamento rispetto alle ricerche nel posto e siamo qua. Speriamo fino alla fine che Alex venga ritrovato, assolutamente. E tutta la comunità si stringe alla famiglia Marangon, che è una famiglia del territorio da sempre. Alex è nato qua, dunque tutti i suoi amici sono qua e stanno aspettando delle notizie. Ecco, siamo tutti in attesa di questa notizia che sia trovato. Ecco, la fotografia di Alex è stata diramata non solo dai media ma anche in tutti i social. La speranza è che qualcuno lo possa vedere in qualche luogo, magari qui vicino a casa. Assolutamente, già da ieri abbiamo attraverso i canali istituzionali fatto presente che si cerca questo ragazzo, dunque qualsiasi informazione, qualsiasi persona che ha visto qualcosa sia su quel territorio o anche
che abbia qualche dubbio lo faccia presente, perché sono ore importanti queste, assolutamente, per le ricerche. Ecco, a proposito di ricerche, il COC è stato aperto, come sapete, a Vidor, però è possibile che le ricerche si possano allargare anche fino a qui, fino a Marcon, dove abita. Allora, noi, essendo in aggiornamento col COC e col sindaco che ha aperto appunto il COC, ovviamente rimaniamo a disposizione, dunque man mano che si amplia il raggio di ricerca siamo qua, pronti ad intervenire e a collaborare. Ecco. Se non ci sono domande da studio, restituisco la linea. Grazie Nicola, grazie alla tua ospite. Interrompiamo un attimo questa pagina di cronaca perché siamo ora in grado di annunciarvi il sondaggio, il cui esito andrà in onda oggi durante Ring a partire dalle 21. Parliamo di politica, trattativa ancora in corso per la formazione della nuova Europa in attesa del ballottaggio francese. Giorgia Meloni non ha ancora sciolto le riserve sul bis di Ursula von der Leyen a capo della Commissione, per questo vi chiediamo: la Premier deve sostenere Ursula sia allo 0422 16 26 69 1, no allo 0422 16 26 69 0. Continuiamo un momento a parlare di politica, perché è in corso una conferenza del governatore del Veneto Luca Zaia. Il tema è quello dell'autonomia. Dall'ANSA le agenzie battono delle dichiarazioni. Firmiamo oggi la riapertura del tavolo di trattativa nazionale sull'autonomia. Ad annunciarlo questa mattina proprio il presidente del Veneto Zaia, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge Calderoli sull'autonomia differenziata il 26 giugno scorso. Ripartiamo da dove ci eravamo fermati: possiamo riattivare le trattative sulle 9 materie non sottoposte all'EP tra 24 mesi, sulle altre 14 ha aggiunto. Nel corso di questa edizione continueremo a darvi informazioni riguardo a quanto sta avvenendo in conferenza stampa, ma noi continuiamo intanto con la cronaca. A Venezia in fiamme una Ferrari. Alle 9:55 di lunedì 1 luglio, oggi dunque, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla rampa Rizzardi a Mestre per l'incendio di una Ferrari. Nessuna persona è rimasta ferita. Il pilota della Spider, che stava prendendo parte a una manifestazione sportiva partita dal Tronchetto e diretta sulle Dolomiti, ha notato che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso mentre l'auto ha preso fuoco. I vigili del fuoco, arrivati con 2 automezzi antincendio, hanno spento con la schiuma la potente vettura ad alimentazione ibrida, andata irrimediabilmente distrutta. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause dell'incendio, ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e rimozione del mezzo. Questo dunque a Mestre questa mattina. Ma ci spostiamo in montagna, perché si allunga la lista delle vittime. Altre 2 tragedie nel fine settimana tra Veneto e Trentino. Sono passate appena un paio di settimane dalla morte di Roberto Dissegna, l'alpinista di Romano Dezzelino precipitato dal Gran Paradiso, e il territorio vicentino piange altre 2 vittime in montagna. Il 32enne Manuel Roberto, originario di Ramon di Loria nel Trevigiano, residente a Cassola, ha perso la vita sabato mattina dopo una caduta di oltre 50 metri sul massiccio di Cima d'Asta, nella catena del Lago Rai, in provincia di Trento. Il giovane, padre di un bimbo di 3 anni, era partito per un'escursione solitaria lungo una via alternativa che porta alla vetta tra Valsugana e Tesino. Il suo corpo è stato notato da un gruppo di escursionisti che ha dato l'allarme. Sempre sabato una seconda tragedia è avvenuta sul Monte Cengio. Nicola Scapin, 51enne di Malo, incordata assieme a un compagno, è stato colpito da un malore quando si trovava sul penultimo tiro della via La Bamba sulla bastionata ovest. Il soccorso alpino ha avuto difficoltà nell'intervento a causa della foschia presente in zona. Inutili le manovre di rianimazione effettuate appena i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo. L'allarme è partito dal compagno di cordata, fermo in sosta mentre Scapin stava risalendo. Non sentendolo parlare è sceso, trovandolo già privo di sensi. Solo una frattura al braccio invece per una 53enne di Rossano Veneto, caduta in vetta a Cima 11 a Enego. L'intervento è stato effettuato da una squadra del soccorso alpino che stava prestando assistenza ai campionati italiani ANA. La donna, assistita dal compagno di gita, è stata portata in ospedale ad Asiago. È servito il pronto soccorso anche per un'altra signora che si era procurata
appurata un trauma alla caviglia mentre camminava nel bosco col marito in località Tresche Conca di Roana. Fine settimana nero per vittime, incidenti sulle strade ma anche al mare. Gabriele Di Biasi, residente a Vittorio Veneto, ha perso la vita ieri mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia di Valle Vecchia nel comprensorio della Brussa a Caorle. Inutile il tentativo di salvarlo da parte di un 17enne di Pordenone che si è accorto per primo di quanto stava accadendo e era appena arrivato in spiaggia con i familiari quando ha notato ad una ventina di metri dalla riva un uomo immobile con la testa sott'acqua, privo di sensi. Senza esitare il 17enne si è tuffato per soccorrerlo, aiutato dalla madre. I due sono riusciti a riportare il 74enne a riva. A quel punto sul posto è arrivato un equipaggio del SUEM 118 e l'elisoccorso Leone 1 del Treviso Emergenza che ha calato sulla spiaggia un sanitario con il verricello, ma i tentativi di rianimare Gabriele Di Biasi, 74 anni, lo ricordiamo, sono andati avanti per circa un'ora ma non hanno avuto successo. Per il 74enne non c'era più niente da fare. La moglie dell'anziano vittoriese, originaria dell'Est Europa, ha assistito sotto shock ai tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi. Faranno luce sulle cause i sanitari. Noi ora ci spostiamo nel Padovano, invece è morto un turista polacco di 70 anni durante un'escursione lungo il Piovego a Noventa Padovana. L'uomo è caduto in acqua perdendo i sensi sotto il ponte lungo via Roma. Tragedia a Noventa Padovana domenica pomeriggio lungo il Piovego. Un turista polacco di 70 anni è morto durante un'escursione col suo kayak. Un incidente che ha avuto una dinamica rapidissima, tanto che quando i soccorsi sono arrivati non c'è stato più nulla da fare. Il turista settantenne era in compagnia di una ventina di connazionali partiti da Padova con le loro imbarcazioni che avevano programmato una vogata lungo il Piovego. La tragedia all'arrivo a Noventa, all'altezza del ponte di via Roma, dove il settantenne ha perso il controllo del kayak. Si è sbilanciato finendo in acqua privo di coscienza perché avrebbe sbattuto la testa contro gli speroni delle chiuse. A portarlo fuori dall'acqua i compagni di vogata. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM 118 che hanno cercato inutilmente di rianimare l'uomo. Lungo l'argine sono arrivati anche i carabinieri di Noventa che hanno avviato le indagini sulla morte dell'uomo, escludendo però il coinvolgimento di terzi nel decesso. La salma è stata portata all'ospedale di Padova in attesa delle autorizzazioni per essere rimpatriata. A Santa Bertilla, nel Vicentino, un gruppo di residenti trova della droga in un cespuglio e chiama la polizia locale. Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina hanno sentito il consigliere comunale referente del comitato di cittadini Aiutiamoci a difenderci. Sentiamo le loro testimonianze. Cittadini di Santa Bertilla che riuniti nel comitato hanno portato le loro segnalazioni, l'ultima delle quali risale a sabato, in cui hanno trovato all'interno della siepe che vedete alla mia sinistra un sacchetto con della droga. Tutto è partito da una segnalazione di un cittadino. Esattamente, noi abbiamo una chat che è appunto Comitato Santa Bertilla Aiutiamo a difenderci. In questa chat arriva questa segnalazione ben documentata, devo dire, e alla luce di questo io sono responsabile di questo comitato e cosa faccio? Invito questa persona a documentarla in miglior modo. Detto questo, si attivano i residenti e purtroppo è emerso che sono stati trovati dei quantitativi importanti di sostanze stupefacenti, dopodiché ovviamente noi non siamo le forze dell'ordine, tantomeno non sapendo come gestire questa cosa importante, direi imponente. Abbiamo contattato la persona che ci ha messo in mano le armi per creare questo comitato, che è Nicolò Naclerio, che subito immediatamente si reca sul posto e da lì poi ha allertato le forze dell'ordine, si è potuto far emergere ciò che, mi ripeto, è emerso.
Ecco, quindi lei è intervenuto con i cittadini, che cosa avete trovato? No, allora noi abbiamo creato quest'inverno questo comitato di residenti di quartiere di Santa Bertilla proprio per questo scopo, prevenire e curare la vivibilità e la legalità nel quartiere di Santa Bertilla. Quello che abbiamo segnalato alle forze dell'ordine in questo caso è una serie di fatti che accadono in questo quartiere purtroppo quotidianamente, e questo è l'ennesimo. Abbiamo scovato 180 dosi di sostanza stupefacente divisa tra cocaina, eroina, crack e marijuana per il proveniente di spaccio di oltre 3.000 euro. Ecco, diciamo che qui dal quartiere si chiede un po' un supporto, quindi una maggiore sorveglianza anche da parte delle forze dell'ordine. Lo scopo del comitato è proprio questo, unire amministrazione con cittadini dei quartieri, proprio per migliorare la vivibilità del quartiere. Quello che chiediamo all'amministrazione è di avere più attenzione per i quartieri. Purtroppo lo vedete voi come è curata questa siepe, parla da sola, quindi chiediamo più supporto a questi cittadini, che sono i cittadini che non vogliono girarsi dall'altra parte. Ecco, quindi avete sentito l'SOS da parte dei cittadini di Santa Bertilla, che io ringrazio per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. A Marostica ha sequestrato un laboratorio tessile, denunciato il titolare, l'operazione della Guardia di Finanza. 4 lavoratori in nero, di cui 3 addirittura clandestinamente presenti sul territorio nazionale. E poi carenze sul versante della sicurezza a causa di un impianto elettrico pericoloso, eppure documenti falsi. La Finanza di Vicenza ha posto sotto sequestro un laboratorio tessile di Marostica al termine di un controllo al quale ha collaborato anche l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il titolare, un cittadino di nazionalità cinese, è stato denunciato a piede libero per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per l'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Fra le apparecchiature, infatti, i finanzieri hanno rilevato la presenza di 4 cinesi impiegati senza contratto. Di questi, ben 3 erano clandestini. Inoltre, la messa a terra dell'impianto elettrico non è risultata essere conforme alla normativa vigente, con grave rischio per l'incolumità dei lavoratori. Infine, le forze dell'ordine hanno scoperto un altro lavoratore in nero che, alla presenza del titolare, stava utilizzando i macchinari dell'azienda. Il proprietario ha prodotto la documentazione sull'assunzione di quest'ultimo, che però era falsa. Alla luce di tutto ciò, il laboratorio è stato immediatamente chiuso e posto sotto sequestro, e il professionista che ha redatto i documenti falsi dovrà rispondere pure di falsità ideologica in atto pubblico. E proprio su questo c'è da Marostica per noi il nostro Mirko Cavallin. Mirko, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, sono con il sindaco Matteo Mozzo. Insomma, che dire, sindaco, di questa operazione? Sono venuto a conoscenza dell'operazione della Guardia di Finanza, di fatto ha attività già svolta. Io non posso che ringraziare il comando di Vicenza e il gruppo di Bassano per il grande lavoro che fanno sul territorio. Ci tengo a ribadire che Marostica sta dalla parte della legalità, per cui ben vengano questi controlli a sicurezza non soltanto dei lavoratori che vengono impiegati, ma anche di chi passa nei pressi di queste attività. Lei ha fatto delle verifiche veloci stamattina in comune, ovviamente purtroppo non risultava nulla. Sì, esatto, non risultava nulla perché appunto essendo un'attività illecita di fatto non c'era registrato nulla. Questo, diciamo, alla faccia di chi invece le regole le rispetta. Esatto, alla faccia dei tanti imprenditori che lavorano, si impegnano sul territorio, mettono sempre del loro per garantire i propri dipendenti, per cui ripeto, ben vengano questi controlli della Guardia di Finanza. Un appello ad altri imprenditori che magari si trovassero a conoscenza di situazioni di illegalità o borderline? Ritengo che segnalare sia sempre dovuto in qualità di cittadino, proprio per evitare che il malaffare si diffonda sul territorio. Ringrazio il sindaco di Marostica Matteo Mozzo. Da Marostica è tutto, a te la linea Eddi. Grazie mille ai colleghi da Marostica. Continuiamo con la cronaca. Intanto è morta nella tarda serata di sabato la 63enne thailandese investita sabato pomeriggio da un'auto in via Marconi a Cadoneghe mentre era in bicicletta. Chauyan Upachit, che tutti chiamavano Wan, era molto conosciuta nella comunità thailandese veneta e per anni aveva fotografato i laureandi dell'Università di Padova. Sabato pomeriggio
pomeriggio, era in sella alla sua bici e stava andando a lavoro quando è stata travolta da un'auto. La donna era vedova da 7 anni, aveva ereditato dal marito la passione per la fotografia, lascia 3 figli, non è ancora stata decisa la data dei funerali. E ancora cronaca, San Giorgio delle Pertiche, fermata dalla polizia locale in auto con targa straniera e 51 sanzioni di autovelox non pagate. Di multe per aver oltrepassato ripetutamente i limiti di velocità lungo le strade di diversi comuni della Federazione del Campo San Pierese, ma nel fine settimana il misterioso guidatore di un Audi con targa rumena è stato fermato dagli agenti della polizia locale. L'auto risultava immatricolata in Romania, uno stato che per motivi legati alla legge sulla privacy non fornisce i dati dei proprietari. Per questo i verbali delle multe non erano mai stati inviati. La targa del veicolo però risultava segnalata e per questo è stata fermata in via Piovego ad Arsego quando è stata intercettata da una pattuglia. Il proprietario è stato identificato e ora dovrà pagare molte delle 51 violazioni ai limiti di velocità accertate con l'autovelox. Purtroppo, infatti, per molte di queste multe erano scaduti i termini di legge per la notifica, che per i cittadini stranieri è di 360 giorni dalla data di accertamento. Il cittadino rumeno però ha pagato subito migliaia di euro, altrimenti sarebbe scattato il fermo amministrativo dell'auto. Arrivano ancora dichiarazioni dal governatore Luca Zaia sull'autonomia. Spero che una regione del sud si decida a chiedere l'autonomia differenziata, dice, quasi contro l'oggetto sociale della tua impresa di governatore rinunciare all'autonomia. Lo ha affermato appunto il presidente Luca Zaia annunciando la ripresa delle trattative con il governo sulle prime materie dell'autonomia. Ancora aggiornamenti durante il corso di questa prima edizione, ma intanto continuiamo con la cronaca. Rimaniamo nel Padovano, maltrattamenti in famiglia e violenza alle compagne, 2 uomini arrestati nel fine settimana dalla polizia. Nonostante un mese fa fosse stato ammonito dal questore di Padova per i continui maltrattamenti alla moglie, un uomo di 74 anni ha continuato con le minacce alla donna di 25 anni più giovane di lui. Voleva costringerla a ritirare la denuncia. Un mese fa aveva impedito alla compagna di utilizzare il telefono per chiedere aiuto, l'aveva minacciata con un coltello da cucina, terrorizzandola e costringendola a fuggire in strada. Fortunatamente era stata notata da alcuni passanti che avevano chiesto l'intervento della polizia. Le minacce però non si sono fermate in questo periodo e la 49enne 2 giorni fa ha nuovamente contattato i poliziotti della squadra mobile che per primi avevano raccolto la sua denuncia. La donna in lacrime ha detto di voler ritirare le accuse nei confronti del compagno, ma gli agenti hanno capito il suo grido d'allarme. Dopo averla nuovamente chiamata è emersa la verità. Il compagno l'aveva aggredita e minacciata, aveva una frattura alla costola e lividi. Il 74enne davanti agli agenti ha ammesso di averla strattonata e colpita alla spalla, farneticando e dicendo che era stato a scopo educativo. È stato così portato in questura e sottoposto alla misura precautelare della custodia in carcere. L'arresto è stato poi convalidato. Nel fine settimana anche un 44enne dello Sri Lanka con precedenti è stato arrestato dalla polizia. Doveva scontare una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi dal 2019 al 2023. In questi anni, infatti, la moglie è stata vittima di continue ingiurie, minacce di morte e violenze con calci e pugni anche davanti ai figli minori. Il questore ha così revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo all'uomo. Nel fine settimana controlli antidroga della polizia di Padova. Sabato pomeriggio gli agenti hanno arrestato un 23enne tunisino scoperto in un boschetto di via Venezuela a Padova mentre stava vendendo a un 38enne 3 dosi di eroina. In tasca aveva altri 15 involucri di droga e più di 4.000 euro. Lo straniero è stato più volte rimpatriato ma era rientrato clandestinamente in Italia, accusato anche di aver tentato di violentare una ragazza canadese approcciata lungo il Piovego. La donna però si era messa in salvo e alla fine non aveva sporto denuncia. Lo scorso febbraio aveva aggredito i poliziotti che lo avevano scoperto con della droga dentro un immobile nel comune di Padova. Nel fine settimana arrestati altri 2 tunisini, un 24enne trovato con 6 dosi di cocaina e un 21enne con dell'hashish. I funzionari dell'ufficio delle dogane e la Guardia di Finanza, rimaniamo sempre a Padova, hanno sequestrato oltre 2 milioni di articoli tra costumi da bagno, biancheria intima destinati alle località balneari del Triveneto ritenuti non sicuri. La merce è stata scoperta in 2 capannoni nella zona industriale padovana. Le analisi chimiche del laboratorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che hanno utilizzato un analizzatore a fluorescenza raggi X portati
controllati hanno confermato la presenza nei tessuti di tracce di metalli pesanti. Il titolare dell'azienda è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova per violazioni amministrative e la merce sottoposta a sequestro. Nel Trevigiano ora hanno tentato di assaltare il Crédit Agricole di Vicenza, nel Vicentino, scusate. L'allarme è scattato alle 7 del mattino, la zona è stata subito circondata dalle forze dell'ordine che sospettavano i malviventi si fossero asserragliati all'interno della struttura. Questo accadeva ieri mattina, tutte le vie del quartiere sono state bloccate, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, i carabinieri con i giubbotti antiproiettili. Il questore di Vicenza, Dario Sallustio, in tarda mattinata hanno fatto irruzione nella banca. La sede è stata trovata vuota, nessuna persona all'interno dell'edificio, ma sono invece stati trovati segni di un tentativo di sfondamento del muro in un garage sotterraneo dell'edificio. I banditi hanno anche provato a forzare uno sportello bancomat della banca, ma non sono riusciti nemmeno in quello. Sono comunque riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo della polizia e dei carabinieri. Dato il cessato allarme, le strade e la zona sono state riaperte alla circolazione intorno alle ore 11 di ieri. Invece ora nel Trevigiano, incidente in tarda mattinata a Farra di Soligo, nella mattinata di domenica in via Bellucci. Un'auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente contro una moto. Il motociclista è stato sbalzato a terra, 2 le persone rimaste ferite. Il Centauro è stato soccorso dagli uomini del SUEM 118 ed è lì trasportato a Treviso per trauma cranico. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ferita anche una donna che è stata portata con l'ambulanza all'ospedale di Conegliano. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi di legge. E sono gravi le condizioni di un alpinista polacco di 44 anni, precipitato per una trentina di metri sul primo tiro del secondo spigolo della Tofana di Rozes. A lanciare l'allarme delle persone che avevano assistito all'incidente, recuperato dall'elicottero di Bolzano. L'uomo è stato trasportato con un sospetto politrauma all'ospedale appunto di Bolzano. Una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina è salita incontro al compagno di cordata. Di seguito l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è intervenuto sul sentiero delle Pale di Misurina per un 60enne colto da malore. L'escursionista è stato portato per accertamenti all'ospedale di Belluno. Quindi questa è la cronaca di questo fine settimana. Ancora la cronaca invece che ha trovato a armeggiare vicino alle cassette delle offerte un 41enne veneziano fermato dai carabinieri, il servizio di Daniela Sizia. Non è la prima volta che vengono prese di mira le cassette delle offerte che si trovano all'interno delle chiese. Negli ultimi mesi si sono registrati diversi episodi. Le tecniche utilizzate dai ladri sono le più disparate, dall'adesivo a chi le danneggia per prelevare le monetine, a chi invece si porta via direttamente le cassette. Questa volta un cittadino ha notato un individuo mentre ieri sera stava armeggiando in una cassetta delle offerte nella chiesa di San Francesco di Via Lione a Vittorio Veneto. Immediata la chiamata al 112. Sul posto è intervenuta subito una pattuglia dei carabinieri. L'uomo è stato identificato. Si tratta di un veneziano di 42 anni trovato in possesso di alcuni cacciaviti che gli sono stati sequestrati. Probabilmente sulla scorta delle prime risultanze acquisite il 42enne potrebbe essere denunciato per tentato furto. Grazie all'intervento del cittadino e dei militari dell'Arma il colpo non è riuscito e nulla risultò asportato né danneggiato. Ancora dichiarazioni dal governatore Luca Zaia sulle richieste di autonomia del Veneto. È ipotizzabile un accordo entro fine anno. È un banco di prova per noi, per la controparte, per la maggioranza e l'opposizione. Lo ha detto ai giornalisti il presidente della regione Luca Zaia. Abbiamo un dossier per ogni materia aggiunto e siamo pronti a presentare le richieste. Riuniremo anche la consulta regionale degli stakeholder. Faremo tutti i passaggi da fare. In questa fase abbiamo 9 dossier, cercheremo di capire le idee della nostra controparte. Quindi queste le dichiarazioni del governatore Luca Zaia sull'autonomia. Noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, torneremo a parlare poi al rientro di carcere. A tra poco.
Eccoci in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali in questo lunedì 1 luglio. Continuiamo con la cronaca. Una donna è rimasta bloccata nel proprio appartamento sabato notte per il fumo dell'incendio di un'automobile divampato nel box interrato. È stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. È successo poco dopo la mezzanotte di domenica ad Annone Veneto, all'interno di una piccola rimessa di 2 unità abitative di 2 piani e 8 appartamenti. I vigili del fuoco sono arrivati da Portogruaro, Motta di Livenza, Mestre e Pordenone con 2 autopompe, un'autobotte, 2 autoscale, 16 operatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'auto e del box, evitando così l'estensione del rogo alle palazzine, oltre a portare in salvo la donna. Sul posto anche un'ambulanza del SUEM 118. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il garage è stato posto sotto sequestro. Le operazioni di bonifica sono terminate all'alba di ieri mattina. Ci spostiamo a Miane perché si è trasformata in una vera e propria gara di solidarietà. La risposta della comunità di Miane all'atto di vandalismo che ha colpito un gruppo di giovani turisti tedeschi. In poche ore è stata organizzata una cena per una raccolta fondi e risarcimento dei danni subiti. Sentiamo il servizio di Lucio Zanato. Sono arrivate quasi 200 persone, tant'è che a un certo punto eravamo un po' in crisi perché non sapevamo più dove tirare fuori della pasta da fare. Ricorda quasi divertita la reazione della comunità di Miane dopo l'atto di vandalismo che ha preso di mira un gruppo di giovani tedeschi in visita alle colline UNESCO. Questi ragazzi sono un gruppo parrocchiale, un gruppo di una parrocchia di Brema, con cui ha incontrato un nostro concittadino che ha lavorato lì per 12 anni come gelataio. Che aveva organizzato tutto in collaborazione con l'amministrazione comunale, che aveva messo a disposizione quest'area vicino al centro polifunzionale dove il gruppo aveva piantato le tende. Poi venerdì pomeriggio l'amara sorpresa con biciclette devastate, tende e materassini tagliati per un atto di vandalismo senza un perché. Noi la sera, quando l'abbiamo saputo, siamo passati di qua e anzi io ero dispiaciutissima personalmente perché proprio come paese, ma anche dal punto di vista turistico, insomma siamo una zona UNESCO, non è certamente un biglietto da visita di quelli positivi. Un'azione che ha profondamente colpito l'intera comunità, che prima ha cercato in tutti i modi di aiutare i ragazzi, poi ha improvvisato una cena per raccolta fondi che ha avuto un grande successo. Abbiamo messo una cassetta delle offerte e chi ha partecipato alla cena ha lasciato un'offerta, non solo chi ha partecipato alla cena, perché ci sono state delle altre associazioni del territorio che non potevano essere presenti, sono passati e hanno lasciato una busta, anche altri cittadini. Noi eravamo qui a sistemare dal pomeriggio, dalle 4 in poi c'è stato sempre un andirivieni di persone, addirittura anche dopo, insomma so che qualcuno è passato anche stamattina a lasciare qualcosa ai ragazzi. Quindi in tutto quanto avete raccolto? Abbiamo superato i 3.300 euro. Somma che i ragazzi di Brema doneranno a loro volta ad un'associazione a scopo sociale della loro città, in una catena di solidarietà positiva nata da un atto inqualificabile. Ma questo non deve perdonare chi l'ha commesso, da qui l'appello della Pro Loco ma anche dell'amministrazione comunale. Chi ha visto qualcosa, chi sa qualcosa, se ci sono delle telecamere in zona anche di aziende, di privati, che le mettano a disposizione di chi fa le indagini, perché bisogna proprio impedire che queste cose riaccadano in futuro. Parliamo ora di carcere. La denuncia di un agente della polizia penitenziaria che lamentava una situazione sempre più critica nel carcere minorile di Treviso con sovraffollamento e supercarico di lavoro è arrivata a Roma. La notizia tanto attesa, finalmente dall'8 luglio prossimo 123 nuovi agenti, 53 donne e 70 uomini prenderanno servizio presso gli istituti per minorenni italiani. A Treviso ne arriveranno 5. Il nuovo contingente rappresenta un'ulteriore risposta alle richieste di personale da parte di un settore del sistema giustizia che per molti anni è stato abbandonato a se stesso, spiega il sottosegretario alla giustizia, il senatore Andrea Ostellari. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento per la Giustizia Minorile, è al lavoro per superare progressivamente tutte le diverse criticità ereditate per migliorare la qualità del trattamento erogato nei confronti dei detenuti e assicurare maggiore sicurezza e dignità a chi perde
presta servizio nei nostri istituti. E a commentare insomma questa decisione e questa ulteriore ingaggio di nuove figure professionali all'interno dei carceri, ma per parlare anche di carcere siamo in compagnia di Alessandro Maculan, che vedo collegato con noi da Padova. Buongiorno, è membro dell'Associazione Antigone Veneto e sociologo all'Università degli Studi di Padova. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ascolti, innanzitutto commentiamo queste parole del Ministro. Insomma, sappiamo la situazione delle carceri non solo del Veneto ma di tutta Italia, sono situazioni di sovraffollamento, mancanza di personale, di educatori, di un'assistenza congrua alle esigenze della popolazione che le abita sostanzialmente. Cosa possiamo dire a riguardo? Guardi, sicuramente l'aumento d'organico per quanto riguarda la polizia penitenziaria è qualcosa di importante. Insomma, la polizia penitenziaria da tanto tempo lo richiedeva, continua a richiederlo, infatti da diversi anni abbiamo una carenza d'organico di più o meno 15% per quanto riguarda la polizia penitenziaria. Da un lato credo che queste nuove risorse che cominceranno a lavorare a breve andranno ad aiutare, a sostenere gli operatori che già lavoravano negli istituti, tuttavia mi chiedo se sia qualcosa di sufficiente. Già recentemente alcuni sindacati di polizia lamentavano il fatto che, così come ci sono state queste nuove assunzioni, in questo periodo anche altrettanti operatori sono andati in pensione, quindi parliamo di un problema cronico, quello della carenza di personale, che tocca sia la polizia penitenziaria ma anche altre figure che lavorano in carcere. Penso agli educatori, penso ai direttori. Nell'ultimo periodo, sia per quanto riguarda i primi e anche i secondi, l'organico è aumentato. Negli ultimi mesi numerose decine di nuovi educatori hanno appena preso servizio, lo stesso vale per i direttori a partire dall'anno scorso. Chiedo al nostro ospite la pazienza di attendere qualche minuto, perché vedo collegata da Padova con noi la nostra Valentina Visentin che ci chiede la linea per parlare di tassa di soggiorno, perché da oggi a Padova scattano gli aumenti. Con noi appunto la nostra collega Valentina Visentin con il contributo tecnico di Cristian Roque Allende. Valentina, buongiorno, sei in compagnia di un ospite. Sì, buongiorno Edi. Da Padova oggi, 1 luglio, scattano gli aumenti della tassa di soggiorno. Non accadeva da 12 anni, infatti 12 anni fa è stata introdotta per la prima volta, e visti gli ottimi risultati del turismo padovano a partire già dal 2021 con la nomina di Padova Urbs Picta, i buonissimi risultati ottenuti nel 2023, che ha avuto numeri addirittura migliori a quelli del 2019, che è l'anno di riferimento prima della pandemia, con un 2024 che si sta mostrando davvero positivo. Dunque oggi scattano i rincari degli adeguamenti decisi ad aprire dalla Giunta, che vanno ad interessare marginalmente gli alberghi 3-4 stelle con un rincaro di 50 centesimi. I rincari più alti, che arrivano quasi a 2 euro, 2,50 euro, riguardano gli affitti brevi e i bed and breakfast. Qui con me c'è l'assessore alle attività produttive e al commercio di Padova, Antonio Bresta, che ci spiega questa decisione. Sì, allora noi abbiamo dei numeri molto importanti per quanto riguarda la crescita turistica. È naturale che dopo 12 anni si sia deciso, come stanno facendo tante città, di adeguare gli importi. Abbiamo attenzionato maggiormente con questi adeguamenti le strutture extra alberghiere, in particolare i cosiddetti Airbnb, che erano fermi addirittura solo a 1 euro. Li abbiamo adeguati invece a livello di altre città, quindi portando questo euro a una quota di 2,50 euro. Ovviamente la logica è quella di privilegiare le strutture che sono deputate a ospitare i turisti, come le strutture alberghiere, e ovviamente farci forte anche di una presenza di tanti appartamenti che vengono messi a disposizione dei turisti, che danno un'offerta in più anche apprezzata dai turisti stessi, ma senza dimenticare che questi appartamenti, queste abitazioni che vengono messe sul mercato turistico vengono al tempo stesso sottratte da quello che è il normale mercato immobiliare, e quindi sono private rispetto a quei soggetti che hanno bisogno di trovare un appartamento a Padova per vivere, per lavorare. Quindi la scelta su quali soggetti dovessero subire un piccolo sacrificio in più, abbiamo scelto quei turisti che appunto fanno riferimento a strutture extra alberghiere.
Ovviamente gli introiti di questa tassa saranno tutti devoluti alla promozione turistica, e mentre l'assessore parlava abbiamo visto anche molti turisti che entravano qui a Palazzo Moroni e poi a Palazzo della Ragione, che sono una delle sedi anche più visitate e apprezzate. Si stima circa 1 milione di euro di introiti entro il 2025. Sì, noi abbiamo un numero di presenze turistiche importante che ci ha portato ad arrivare fino a oltre 2 milioni e 2 di euro di imposta di soggiorno incamerata dal Comune di Padova, che poi viene utilizzata per attività promozionali come gli spot in TV, come il sostegno a tante iniziative, ma anche attività di decoro urbano, di manutenzione che continueremo a fare. Con questa operazione riusciremo ad arrivare a oltre 3 milioni di euro all'incirca, che ovviamente contribuiranno a rendere Padova ancora più attrattiva, con ancora più indotto per tutte le attività economiche e ancora più curata. Grazie allora all'assessore Bressa, da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina e grazie all'assessore. Chiedo scusa al mio ospite per aver saltato così di palo in frasca, ma la diretta è anche questo. Parlavamo di carcere, parlavamo delle problematiche legate al personale, al sovraffollamento, all'annuncio del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari di rimpinguare il personale nelle carceri, soprattutto minorili. Alessandro, lei è anche membro dell'Associazione Antigone del Veneto. Cerchiamo di spiegare ai telespettatori di che cosa si occupa questa associazione, che ha un osservatorio privilegiato sulle condizioni del carcere, in questo caso lei in Veneto. Certo, l'associazione Antigone nasce all'inizio degli anni 90, nel 91, ma con l'obiettivo di tutelare e garantire i diritti nel sistema penale e nel sistema penitenziario. Negli ultimi 30 anni ha svolto tante, continua a svolgere tante attività diverse, in particolar modo quella più famosa, quella maggiormente visibile, come dice lei, quella dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni di detenzione. Dal 98 infatti il Ministero della Giustizia ha cominciato ad utilizzare di anno in anno gli osservatori volontari di Antigone per entrare all'interno delle carceri e svolgere un lavoro di monitoraggio delle condizioni di detenzione, di osservazione delle condizioni di detenzione. Credo sia un lavoro davvero molto importante e che è unico a livello europeo. A livello europeo non ci sono delle esperienze simili dove associazioni o organizzazioni indipendenti svolgono un lavoro del genere al fine di rendere il carcere maggiormente trasparente, quindi responsabilizzare anche la società attorno a queste tematiche. Le visite che facciamo poi vengono sempre pubblicate, i report alla fine della visita vengono pubblicati nel nostro sito www.associazioneantigone.it e quindi sono consultabili da chiunque, e poi una volta all'anno pubblichiamo il nostro rapporto annuale sulle condizioni di detenzione in Italia, che è scritto a partire anche dal lavoro sul campo che facciamo, dalle osservazioni che raccogliamo, cercando in qualche modo di fornire alle persone che non conoscono il carcere, che sono interessate al carcere comunque, un quadro generale sulle condizioni di detenzione in Italia. E proprio su questo, che percezione, anche in qualità di sociologo, che percezione c'è del carcere e dei detenuti al di fuori di questi contesti? Perché sentiamo troppo spesso parlare di carcere come luogo rieducativo, ma di fatto in Italia ci sono tante forze che si stanno muovendo per cercare di fare in modo che il carcere diventi uno strumento di rieducazione, di reinserimento nella società, ma di fatto risorse economiche ma anche umane non bastano affinché ci sia questo. Il carcere sostanzialmente è passi il termine, un parcheggio temporaneo per persone che hanno commesso dei reati. Sì, c'è una rappresentazione, una visione distorta rispetto a quello che è il carcere, no? Perché il carcere è comunque un mondo tenuto distante dalla società, per molti aspetti oscuro, attorno al quale vi sono anche molti stereotipi. Per questo noi, ma come tante altre realtà, come tante altre associazioni, cerchiamo di promuovere sempre un carcere il più aperto possibile. Un carcere all'interno del quale possa entrare il mondo esterno, attraverso attività, incontri, come diceva lei, per cercare di rendere gli istituti di pena non come dei luoghi soltanto di esclusione
o di contenimento della popolazione, parcheggi, come diceva lei, nella migliore delle ipotesi, ma rendere dei posti dove si possono costruire delle relazioni e attivare anche dei percorsi di rieducazione e di risocializzazione, come dice la nostra Costituzione, all'articolo 27. Le pene devono tendere alla rieducazione. Un compito particolarmente difficile, prima parlavamo di personale, ho citato gli educatori, dovete pensare che le piante organiche degli educatori, cioè quello che è previsto per legge, prevedono in tutto il paese, in tutto il nostro paese, poco più di 1000 operatori, mentre per quanto riguarda la polizia penitenziaria più di 35.000. Parliamo di compiti diversi, poliziotti da un lato, educatori dall'altro, però questa grande differenza numerica ci fa capire come comunque il carcere in Italia venga visto e sia stato anche immaginato dal legislatore stesso e dalla politica stessa come un luogo principalmente di esclusione sociale. Quando noi facciamo le visite negli istituti del Veneto, ma anche i nostri colleghi di Antigone e nelle altre regioni, incontriamo spesso educatori incredibilmente affaticati, incredibilmente sotto organico, che faticano a svolgere il lavoro che ritengono sia doveroso e necessario fare. È vero che in molti carceri un grande aiuto viene dato dal mondo del volontariato, dal terzo settore, penso per esempio a quanto accade qua nel territorio padovano, però ci sono anche altre strutture penitenziarie dove questo tessuto sociale, questo tessuto associativo, queste risorse umane magari non ci sono e quindi queste realtà non riescono ad entrare in carcere, a renderlo più trasparente, a renderlo un posto collegato con il territorio circostante e il risultato solitamente è quello che questi diventano semplicemente dei luoghi di contenimento e di esclusione sociale e di isolamento. Parliamo infatti di tassi di recidiva molto alti. Esattamente. Non è facile mai parlare delle questioni delle recidive, è un tema anche dal punto di vista scientifico molto difficile da affrontare, ma sicuramente sono alte. Per questo noi continuiamo a ripetere da tantissimo tempo che il carcere, pensato in questa maniera, non funziona, non sta funzionando, bisogna ripensarlo in una maniera diversa e le strade migliori sono quelle di renderlo aperto, renderlo un posto dove svolgere delle attività, ma soprattutto anche cercare di utilizzare il meno possibile il carcere. Prima si parlava di sovraffollamento. C'è una tendenza continua negli ultimi 20-30 anni a riempire le carceri nonostante i tassi di criminalità non stiano salendo affatto. Il sovraffollamento in questo caso è legato principalmente a leggi cosiddette carcerogene, cioè che generano incarcerazione, ma anche dal fatto che negli ultimi anni le pene hanno cominciato ad innalzarsi e inasprirsi in maniera molto forte, andando in qualche modo a far crescere le presenze in carcere. Si parla spesso, giustamente, di potenziare le misure alternative al carcere, perché come sappiamo il nostro ordinamento non prevede soltanto il carcere come pena, ma anche le alternative al carcere, penso ai domiciliari, alla semilibertà, all'affidamento in prova, ai servizi sociali. È vero che negli ultimi 10-15 anni le misure alternative sono aumentate, ma non al posto del carcere, ma aggiungendosi al carcere, ampliando ulteriormente, come diciamo all'università, le maglie del controllo sociale. Quindi un modo per cercare di rendere anche il carcere maggiormente educativo e non solo come un posto di mero contenimento è sicuramente quello di ridurre i numeri e utilizzare in maniera molto più diffusa le alternative al carcere al posto del carcere. Noi stiamo facendo queste riflessioni perché sostanzialmente il carcere non è, da quello anche che ci racconta lei, una realtà avulsa dalla realtà quotidiana che noi viviamo e anzi spesso le persone detenute sono introdotte e inserite in percorsi di reinserimento sociale appunto tramite lavori che spesso tante persone non vogliono più fare, è corretto? Ma teoricamente sarebbe corretto, il problema è che spesso manca esattamente questo collegamento tra il carcere e il mondo esterno quando ragioniamo di percorsi rieducativi volti soprattutto all'uscita dal carcere. Voi dovete sapere che all'interno degli istituti di pena la statistica ci dice che circa il 30% delle persone recluse lavora, ma quasi tutte svolgono un lavoro deprofessionalizzante alle dipendenze dell'amministrazione, vale a dire scopare nei corridoi, portare il cibo nelle sezioni. Soltanto davvero una piccolissima parte di persone recluse svolge dei lavori, per esempio, legati a lavorazioni esterne portate da cooperative, lavori che magari possono aiutare
la persona reclusa, per esempio, di imparare un mestiere che magari può essere fatto anche una volta usciti dal carcere. È proprio questo collegamento che continua a mancare e che sicuramente va a contribuire in maniera forte agli alti tassi di recidiva presenti. Quali sono quindi i passi e gli impegni che le istituzioni dovrebbero mettere in atto affinché questo si verifichi? Beh, innanzitutto combattere il sovraffollamento con delle misure deflattive efficaci, che abbiano degli effetti a lungo termine. Come dicevo prima, l'utilizzo di misure alternative al carcere, non sommandole al carcere, ma in sostituzione al carcere. Poi finanziare, appunto, come abbiamo visto prima, anche la questione del personale, ma penso in particolar modo quello rieducativo, quello trattamentale, e aprire il carcere al mondo esterno, non renderlo mondo totalmente separato, come se dovessimo nasconderlo dal mondo. Guardate, le immagini che stiamo vedendo ci fanno vedere la casa circondariale di Venezia, a Santa Maria Maggiore. È uno degli unici, dei pochi istituti di pena veneti che si trovano all'interno della città e quindi, se vogliamo, in qualche modo visibili dalla comunità. La maggior parte di tutti gli istituti ormai da 20-30 anni si trovano fuori dalla città, invisibili in qualche modo. Bisogna riconnettere sostanzialmente il carcere alla società in generale. Grazie quindi per questo approfondimento e per questo sguardo sulle carceri venete italiane. Io ringrazio il mio ospite Alessandro Maculan dell'Associazione Antigone Veneto e sociologo all'Università degli Studi di Padova. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito, arrivederci. Noi continuiamo con alcune notizie, il caldo di questi giorni, ma non solo, accessi al pronto soccorso sempre più alto, infatti il numero dei codici bianchi. Nel fine settimana gli ospedali sono presi d'assalto, il punto del direttore generale dell'US 2 Francesco Benazzi. Pronto soccorso presi d'assalto dai cittadini soprattutto durante i fine settimana. I codici bianchi che sono attribuiti alle prestazioni sanitarie che non sono riconosciute come urgenti sono quelli più numerosi e provocano lunghe attese. In una giornata questi codici sono quasi 60%. Solo a Treviso, per dirle, dal 2022 avevamo circa 105.000 accessi, nel 2023 siamo passati a 120.000 e solo a Treviso e oggi, almeno i primi 5 mesi, siamo già a 50.000 accessi, quindi con la prospettiva di arrivare a 140.000 accessi a Treviso. La nostra ULSS alla fine viaggia intorno a 300.000 accessi a pronto soccorso in un anno, nel 2023. I cittadini preferiscono accedere e attendere al pronto soccorso piuttosto che recarsi alla guardia medica. Questo perché, spiega il direttore generale, i medici di continuità assistenziale non possono fare gli esami di base come l'elettrocardiogramma o esami del sangue e quindi i cittadini si sentono più sicuri in ospedale, dove possono essere sottoposti a tutti gli accertamenti. L'appello di Benazzi. Devo anche dire quindi che per ovviamente cose banali lasciatevi ovviamente gestire da loro e consigliare da loro, perché la competenza e la preparazione ce l'hanno. È assurdo aspettare, essendo questo un codice bianco, ore e ore in pronto soccorso per avere poi la medesima risposta che si ha dalla continuità assistenziale della guardia medica. Intanto è stato attivato il codice calore, che è un percorso assistenziale preferenziale destinato a tutti coloro che manifestano segni e sintomi causati dalle ondate di calore, soprattutto gli anziani. Il nostro triagista sa che nel momento in cui una persona anziana viene disidratata, è troppo caldo, ha un percorso suo e ovviamente particolare, perché serve idratarlo subito, serve verificare che non ci siano problemi legati appunto al colpo di calore, che potrebbe creare anche trombosi, potrebbe creare ictus, quindi i nostri pronto soccorsisti sanno benissimo che l'anziano va garantito. I consigli, spiega il direttore, sono sempre gli stessi. Evitare per i minori sotto i 4 anni, come per gli over 70, di uscire nelle ore più calde dalle 11 alle 18, evitare di portare i bambini o le persone anziane ad andare sotto il sole, anche al mare, e soprattutto bere tanto, perché purtroppo le persone anziane come i bambini non hanno lo stimolo della sete così impellente e quindi bevono poco e poi la condizione è quella di disidratarsi, per cui consigliamo di bere 2-3 litri di acqua al giorno, in modo tale da ovviamente evitare questo.
Lo diceva il direttore generale, dal fresco al caldo quasi improvviso, tra chi si lamenta, chi accetta la situazione e chi dà il benvenuto infatti all'estate. Abbiamo raccolto un po' di opinioni delle persone su questo cambio repentino del meteo nel centro di Bassano. È uno degli accessori dell'estate e oggi in centro a Bassano, giornata di mercato, in Piazza Libertà abbiamo trovato tante persone che si sventolavano. Oggi non è caldissimo, intorno ai 28 gradi, ma l'impatto si sente dopo tanto fresco. Ecco le opinioni che abbiamo raccolto. Vedo che è accaldato, si è passati dal quasi freddo all'estate pazza. Come la sta vivendo? È il primo giorno in cui patisco questo caldo qua, la vivrò in modo come tutti gli altri. Si soffre. E di solito come cerca di arginare il caldo? Muovendomi il meno possibile, nel possibile sempre. Da morire, stiamo soffrendo. Come ci si aiuta per soffrire meno? Basta bere, ci aiuti a bere e stare tranquilli e rilassati. Cercare e di non avere persone che ti fanno arrabbiare soprattutto. E così dobbiamo accettare tutto, quando fa freddo, fa caldo e la vita è così purtroppo. Speriamo che vada sempre bene. Tra noi due soffre di più lui, sicuramente. Però insomma dai, questa mattina è un po' ventilato, dunque un po' si riesce a fare un giretto ancora per qualche ora. Forse questo è il primo vero giorno d'estate dopo tanto fresco. Sì, dopo tanta pioggia soprattutto. tanta pioggia, adesso ci godiamo qualche giorno di sole, dai, è un po' ventilato, si sta anche bene. Ci deve essere l'estate, no? Poi con tutta sta pioggia, con tutto sto freddo, cioè io sono strafelice, adesso me la godo. Infatti mi fanno arrabbiare le persone che si lamentano adesso. Oh, che caldo, che prima quanta pioggia, adesso che caldo, non siamo mai felici ragazzi? Luglio, agosto, godiamoci l'estate, no? Poi tanto l'inverno torna. Un po' di caldo ci vuole, anche se fa troppo caldo, però va bene così, dai. E come si sopporta il caldo? Come si affronta? Beh, si affronta nelle ore più calde, si sta dentro casa e poi si esce il mattino verso sera. Ecco, tutto qua. Lei è uno che soffre il caldo? Molto. Io sto bene solo d'inverno, perciò sono rovinato. Sì, ma è appena tornato dal mare però. Soffre il caldo però è tornato dal mare, dunque va bene, comunque dai, va bene così. Acqua fresca, frutta? Acqua fresca. Solo frutta, acqua fresca, aria condizionata e basta così. Chiusi in casa, blindati. Ci vediamo a ottobre. Volentieri. Una settimana che ci ha dato un primo assaggio d'estate, ma adesso c'è in vigore una nuova allerta gialla su tutto il nord-est. Allerta gialla per forti temporali emessa dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 1 luglio, a seguito della perturbazione in transito che potrebbe portare a fenomeni brevi ma intensi con temporali, nubifragi e forte vento, con rischio e criticità idrogeologica al suolo. Sotto osservazione i torrenti e rivoli collinari e pedemontani, sottopassi stradali e ferroviari e le zone con morfologia soggetta ad allagamenti. Per il momento si segnalano nubifragi nel Friuli occidentale e sulle Dolomiti friulane. Alcuni interventi nell'area del Friuli Morenico per tratti stradali finiti a mollo dopo il passaggio del Fortunale. Vigili del fuoco e protezione civile già pronti a intervenire se richiesto. Il picco dovrebbe verificarsi a partire dal primo pomeriggio verso sera, in particolare nell'alta pianura, zona collinare e prealpina della regione. Temperature massime in diminuzione, afa e calura azzerate. Ancora dichiarazioni dal governatore Luca Zaia sull'autonomia. Sento parlare di referendum contro l'autonomia. È un diritto democratico, ma bisogna vedere se quello che si chiede è costituzionale. A dirlo appunto il presidente del Veneto, annunciando la firma della richiesta di trattativa sulle prime 9 materie di autonomia. Questo dunque il punto. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e ci vedremo tra poco. Rieccoci in studio, prima edizione in questo lunedì 1 luglio, l'estate è ufficialmente cominciata ed è cominciata ufficialmente anche in centro città a Treviso. È ospite qui accanto a me l'assessore alla cultura della città di Treviso, Maria Teresa De Gregorio, che saluto. Buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Parliamo delle iniziative e di tutti gli eventi che Treviso si sta preparando ad accogliere per quest'estate. Treviso, città incantata. Certo. Allora, innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. Mi fa molto piacere
poter essere qui oggi, perché parlare di Treviso Città Incantata significa parlare di un progetto culturale diffuso, più di 180 iniziative, tutte che si articolano in città, quindi mettendo anche a disposizione quei luoghi meno vocati allo spettacolo, ma altrettanto luoghi palcoscenici naturali. Quindi un programma, come ho detto, di 180 spettacoli che sono già partiti alcuni a fine di giugno e continueranno fino ai primi di settembre e che andranno a proporre un'offerta variegata dal cinema al teatro, alla musica, agli spettacoli folk e alle attività museali. Una proposta che è rivolta trasversalmente ai cittadini di qualsiasi età. Si partono dalle iniziative anche per i più piccoli, con spettacoli di burattini, con spettacoli teatrali a loro destinati, per arrivare poi al pubblico giovanile e al pubblico adulto. Quindi direi veramente un'estate, come abbiamo detto, incantata. Io vorrei far vedere questo libretto, perché questo libretto sta diventando per me un po' una Bibbia, nel senso che qui sono raccolti tutti gli eventi, no? E ai quali io, ovviamente 180 è un po' difficile partecipare a tutti, quindi mi ho detto vabbè, parteciperò a qualcuno, ma ogni giorno c'è un qualcosa che aggiungo, perché sono talmente interessanti e belli che non dico che li farò 180, ma quasi. Qual è il primo in questa Bibbia, insomma? Allora, il primo è stato a giugno, no? Che è praticamente i primi di giugno, e che ha avuto una serie di iniziative. Il primo proprio è il 20 giugno, che è stato con Gea, Gioiosa e Tamorosa, che è un'iniziativa che a me sta molto a cuore, perché è fatta da giovani attori, da giovani artisti che sperimentano nuovi linguaggi e che quindi danno la possibilità anche di conoscere il teatro sotto una veste diversa, e loro si uniscono, cioè si raccolgono e si ritrovano attorno al Comitato Teatro Treviso, che è una forte sperimentazione a livello giovanile. Poi abbiamo avuto la Festa della Musica il 21 giugno, che ha dato la possibilità di rappresentazioni musicali un po' sparse nella città. Cosa ci attende in questi giorni invece? Ci attendono delle cose molto interessanti, dal Sile Jazz, che è una rassegna di jazz molto interessante, che si articola anche quella in città e poi lungo il Sile, a Comici in Loggia. Comici in Loggia è un appuntamento di grande valore culturale. Si rivolge al genere, diciamo così, comico, il genere un po' comico, sì. Ricordiamo infatti ci saranno anche dei comici di Zelig, se ci saranno dei comici di Zelig e di altri anche spettacoli televisivi del genere, e quest'anno, data proprio il successo dell'anno scorso, sono stati aumentati gli spettacoli da 5 a 7. E poi molte altre cose, gli incontri anche al museo, perché ricordiamo che la nostra mostra, la mostra Donne in Scena, curata dal nostro direttore Fabrizio Malachin, sta avendo una fortuna veramente, non dico inaspettata perché la mostra era importante, ma una grossa fortuna, al punto tale che è stata prorogata al 15 di settembre, e la sera, tardo pomeriggio e sera, a Santa Caterina, dove ha sede la mostra, ci sono una serie di interessanti incontri che potranno veramente allietare le serate. Poi ricordo Sile Folk, che è un aspetto folcloristico, ma che è molto interessante perché raccoglie i gruppi folcloristici provenienti da paesi del mondo, quindi anche questo è un momento interessante, per non parlare poi ovviamente di tutte le rassegne cinematografiche e teatrali che sono state organizzate da Teatro Che Pazzia.
Adesso non vorrei citarne alcuni per dimenticarne altri, perché sono veramente tante. Assessore o assessora intanto? Come volete. Come vogliamo. Allora a me piace assessora. Dunque, lei è al Comune di Treviso dall'inizio di gennaio, è stata chiamata apposta perché Treviso vuole puntare tantissimo sulla cultura, lo sta facendo, era in finale per diventare capitale italiana della cultura, non ce l'ha fatta, però le iniziative insomma, che ci sono e che sono offerte ai cittadini sono tante, vi state muovendo molto in questo senso per far diventare Treviso sempre più un polo culturale del Veneto. Assolutamente sì, ed è una riflessione che io ho fatto conoscendo anche altre realtà cittadine del Veneto, ma effettivamente Treviso punta molto sulla cultura. Il sindaco Mario Conte, nell'aver voluto proporre e anche così mettersi in gioco, no? Con la candidatura di capitale italiana della cultura, ha dato un segnale ben preciso che uno degli elementi portanti della vita culturale, anche sociale e civile, perché la cultura ovviamente contribuisce fortemente ad una crescita sociale e civile della comunità, è la cultura. Nell'esempio la recente apertura dei giardini di Sant'Andrea. Quello che volevo infatti era il punto a cui volevo arrivare. Bene, mi fa piacere, siamo in sintonia. Ecco, i giardini di Sant'Andrea che hanno ovviamente una sperimentazione di un mese, ma perché? Perché è naturale, cioè le prove si fanno sempre le prove generali, i cosiddetti numeri zero, no? Per capire la vocazione, per capire l'interesse. E l'apertura sta dando veramente dei risultati straordinari, ci si sta vedendo una bella comunità, una bella accomunanza di interessi e di età. Quindi sarà sicuramente uno dei progetti che andremo a strutturare in maniera attenta, ponderata, perché è un progetto importante, ma questo è uno di quei progetti su cui la città conta per una rinascita, per una vera rigenerazione urbana. Per chi non conosce magari bene Treviso, stiamo andando in diretta regionale, i giardini di Sant'Andrea erano un luogo insomma, molto conosciuto, però purtroppo dalla cronaca nera di fatto. Sì, allora diciamo che io ho avuto la fortuna, come anche in alcune altre occasioni, di arrivare con dei progetti che erano già stati avviati. Ho solo un po' raccolto anche i frutti finali, però so che i giardini di Sant'Andrea sono collocati in una zona cittadina abbastanza calda e forse proprio partendo da questo esperimento di rigenerazione urbana dei giardini di Sant'Andrea si andrà a mettere a regime, si andrà a creare delle situazioni più facili, più vivibili anche in tutto il territorio circostante. Spesso da delle rigenerazioni urbano-culturali anche in altre città, penso a Torino, si rivivificano veramente delle zone che da zone fortemente difficoltose diventano delle zone veramente trendy dal punto di vista della frequenza giovanile e anche culturale. Ricordiamo infatti uno degli eventi era un picnic, giusto? Era un picnic, era un momento in cui naturalmente, spontaneamente ci si trovava ed è anche questo il bello, perché questo è bello sì, sicuramente prevedere degli eventi organizzati, ma anche dare la possibilità alla libera aggregazione, perché questo fosse alla libera sana aggregazione, quindi questo fosse uno anche degli aspetti più importanti. E poi sono giardini che sono stati riempiti d'arte. Sono stati riempiti d'arte, con delle opere d'arte. Grazie alla collaborazione con importanti società di Roma e di Treviso, la 21 Gallery, e vedremo, insomma, io credo che ci siano i buoni presupposti perché questo primo mese, questo numero zero possa diventare veramente un periodo molto molto più lungo di proposte culturali e non solo. Ricordiamo un po' le opere che sono presenti, che saranno presenti per un mese ai giardini. Mi è rimasta più impressa la cabina telefonica. Bellissima, quella è una cabina telefonica
dove si dà sfogo un po' a quelli che sono i sentimenti che possono essere rimasti repressi e non espressi durante la propria vita. Quindi ci si chiude dentro in un momento di grande intimità ed ognuno dà un po', è un po' liberatorio, direi, proprio una forma quasi di catartica, di rinascita dei propri sentimenti. Tavoli, sedie, sculture. Tavoli, sedie, sculture, un'altalena per bambini, una panchina dove vengono scritti i pensieri. No, insomma, è una bella espressione, Luglio a Treviso fa rima con Suoni di Marca. Certo, Suoni di Marca è un progetto lungo le mura, è un progetto che è stato sicuramente è di contenuto culturale, ma diciamo è stato curato in tutta la sua esecuzione dall'assessorato alle attività produttive, quindi dall'assessore Vettoretti, con la quale, devo dire la verità, si stanno costruendo degli importanti processi di percorsi di marketing territoriale. Ricordo, se posso, la Notte Bianca. Esatto, la Notte Bianca è stato il primo esperimento, in un certo senso anche abbastanza spontaneo, e che dal risultato abbiamo visto che assolutamente potrà essere replicato. Ricordo una prossima altrettanto importante scadenza, appuntamento, di fronte al quale noi dovremo arrivare e arriveremo sicuramente strutturati, perché io penso che la Notte Bianca dei musei è stata veramente costruita in 2 giorni, cioè in un periodo veramente molto breve. E adesso ci sarà l'appuntamento del 28 e 29 settembre con le giornate europee del patrimonio culturale. E lì il patrimonio culturale andrà ad essere inteso non solo come musei, biblioteche, archivi, ma anche i luoghi storici della città. Penso al nostro teatro comunale, che oltre a essere luogo di spettacoli molto importanti, è anche un luogo storico, un luogo che deve essere visitato. Penso al Palazzo dei 300, quindi adesso metteremo insieme assolutamente con tutte le forze cittadine, anche con questo primo sistema museale che si sta abbozzando, questa rete di sistema museale che si sta abbozzando, e metteremo insieme un bel progetto di rete anche questa volta. Tante iniziative, tanti eventi, più di 180, lo ricordiamo solo per quest'estate, però Treviso non si ferma qui, ci sono tanti progetti in cantiere, Assessore. Sì, ci sono tanti progetti in cantiere, però ci tengo anche a dire che ci sarà un progetto CLU che so che per la città di Treviso è uno degli appuntamenti importantissimi, che è il concerto dell'Assunta, il 15 di ottobre, quindi sarà un po' questo CLU di tutte le attività. E per i progetti futuri, insomma, io sono qui appunto da 6 mesi e tante cose sono un po' di carne al fuoco, che però stiamo cercando, anche ovviamente con un confronto continuo con il sindaco, di mettere a regime. Quindi partiamo dal sistema museale cittadino, che è già esiste, ma che ovviamente dovrà prendere corpo con una progettualità. Pensiamo, ripeto, a questo sistema di marketing territoriale, quindi Notte dei Musei, come abbiamo detto, la giornata della musica e le giornate del patrimonio che arriveranno il 28 e il 29 di settembre. Poi diciamo così, progetti che si rivolgono con attenzione al mondo giovanile. Ho accennato prima a questo GEA, questa Gioiosa Amorosa, che è questo teatro di giovani con nuovi linguaggi e nuove sperimentazioni, e mi piacerebbe molto poter mettere in atto anche dei progetti di valorizzazione del cinema di qualità, quindi progetti legati al cinema d'essai, alla cultura cinematografica, anche perché non dimentichiamo che abbiamo l'onore di avere come presidente della FICE, quindi della Federazione Italiana del Cinema d'Essai, una trevigiana. E quindi di questo noi dobbiamo assolutamente, secondo me, essere non solo fieri, ma poter anche approfittare di questa carica per poter mettere insieme anche dei progetti importanti. Anche perché
il Veneto e Treviso in particolare è a livello nazionale tra i cinema che sono, tra le regioni e i luoghi che sono maggiormente frequentati a livello di cinema d'essè. Io ringrazio l'assessore alla cultura del Comune di Treviso, tanti eventi, tante iniziative, tanta cultura che poi è anche sinonimo di turismo. E in chiusura io vi ricordo, oltre a darvi appuntamento quest'estate in città a Treviso per tutte queste iniziative culturali, ricordo più di 180 eventi fino a settembre, vi ricordo il sondaggio che grazie alla regia riusciamo a riproporvi, il cui esito andrà in onda questa sera su Ring a partire dalle 21, trattative ancora in corso per la formazione della nuova Europa in attesa del ballottaggio francese. Giorgia Meloni non ha ancora sciolto le riserve sul bis di Ursula von der Leyen a capo della Commissione, per questo vi chiediamo, la Premier deve sostenere Ursula sia allo 0422 16 26 69 1, no allo 0422 16 26 69 0. E prima di salutare la mia ospite e di salutarvi, vi ricordo gli appuntamenti, l'appuntamento con Ring appunto questa sera dalle 21, ospiti di Christian Arboit, Gian Antonio Darè, Raffaella Freda, Antonella Tocchetto, e poi nella seconda parte la storia di Federico Dalbello, tra i più giovani neoeletti consiglieri comunali in Veneto che nell'ultimo anno ha lottato contro un osteosarcoma, la testimonianza di vita e politica. Dunque a me non resta che ricordare dopo di noi il meteo e poi il documentario I grandi che fecero la storia, e poi alle 14:30 il film Ignition. Grazie per essere stati con noi in questo lunedì, prima edizione dei telegiornali. Appuntamento con i telegiornali questa sera a partire dalle 18:30. Grazie ancora e buona giornata, arrivederci.